Buonasera, ben ritrovati a Sette Sera. Continuiamo ad approfondire la tematica delle famiglie che si dividono. Parliamo dell'idoneità genitoriale insieme a Jessica Marengo, psicologa clinica dell'età evolutiva e criminologa. Buonasera, ben ritrovata. E ben ritrovato anche a Mauro Lami, presidente dell'Associazione Papà Separati Liguria. Buonasera. Eccoci qua, buonasera. Allora, abbiamo raccontato perché stiamo vivendo dei momenti di delirio, dove sono le nostre speranze, ma abbiamo anche detto che tante volte un genitore non vede riconosciuti i propri diritti. Perché? Perché ovviamente la legge è a tutela di chi è in svantaggio, soltanto che per anni le donne sono state un po' indietro, avevano bisogno, guadagnavano probabilmente meno. Ora le cose stanno un po' cambiando, per cui sono i papà quelli che rivendicano i loro diritti. Allora veniamo a vedere tutti quei papà che vanno alle mense dei poveri, tutti quei papà che devono dare il 70% del loro stipendio per il mantenimento. Che problemi vivono veramente dentro di loro? Abbiamo detto difficoltà con la casa, difficoltà a collocarsi di nuovo nella società, ma nella loro personalità che cosa succede? C'è un'incidenza di problematiche realmente psicologiche associate ai divorzi? Sicuramente sì, al di là del riuscire a superare già il trauma di una separazione, quindi tutto ciò che ha portato a quel punto di rottura, quindi conflitti, infedeltà, di qualsiasi sorta e natura essi siano, bisogna reiniziare una vita da capo, da single, quindi rimettendosi in discussione, a volte con sentimenti anche di svalutazione, di scarsa autostima, di tristezza, senza arrivare alla depressione. Poi chiaramente la casistica può portare esempi più gravi, però il comune sentire va in una direzione di ripresa con dei margini che non sono più quelli sicuramente di quando ci si è sposati, le speranze vengono meno e soprattutto poi in caso di figli, no? Si lotta per i figli, ecco lì la speranza, Certo, no? Che tiene viva la possibilità di rifarsi una vita. Con le difficoltà del caso che sono sociali anche. Assolutamente sì, abbiamo accennato prima al fatto che ci possono essere delle figure terze che possono dare una mano da fuori, essere di sostegno. Ci possono essere anche però per caso dei gruppi di persone che vivono la stessa situazione, che magari si danno forza l'un con l'altro. Allora, associazioni come la sua, che cosa prevedono? Voi ci siete per davvero? Noi ci siamo per davvero. Noi abbiamo i gruppi di automutuo aiuto. Ce l'abbiamo su Genova, su Imperia, su Savona. Sono gruppi fatti di noi, fatti di genitori che vivono la stessa situazione e il raccontarsi, il mettersi diciamo un po' in discussione dà un aiuto ai nuovi per capire che intanto se ne può uscire fuori. Si può andare avanti si può andare avanti. Quello che per me può essere stato un problema diventa una risorsa per un altro genitore, per cui diciamo, è l'aiuto che noi diamo direttamente, oltre logicamente all'aiuto legale che abbiamo. E anche psicologico. Ecco, quello che è fondamentale dire è: lei rappresenta l'Associazione dei Papà Separati Liguria, ma raccoglie anche tante altre domande d'aiuto che vengono da fuori la Liguria. Ci sono poi in tutta Italia delle associazioni che possono starvi vicino con i loro professionisti. Allora è ovvio che non vi si può dire fatevi aiutare spendendo dei soldi che non avete, perché quel poco che vi resta vi serve per vivere. Per cui vi dico, rivolgetevi a delle associazioni fatte da professionisti, a persone che ci sono davvero, e tante persone che hanno avuto la vostra stessa esperienza. Adesso torniamo alla legge che c'è, alla legge che abbiamo, una legge che in questi anni si è trasformata e ha visto passare l'affidamento dei bimbi non più da esclusivo, quindi a un solo genitore, a condiviso. Vuol dire che c'è il bimbo, si chiamava qualche anno fa il bimbo con la valigia. Allora cerchiamo di capire se questo va bene, non va bene, è buono, come è stato accolto. Inizio a chiedere il parere dei papà, il parere dei genitori che vedono il loro bimbo ogni tanto prendere e andare, loro sono una seconda casa. Allora, nella realtà è cambiata la legislazione, ma nei fatti non è cambiato niente per i nostri figli, perché continuano ad avere la valigia. Siamo passati da un affido semplicemente ad un genitore esclusivo, l'esclusivo al condiviso,
ma dove nella realtà il padre continua a vedere i propri figli al massimo 100-150 ore. Noi non vogliamo andare a giorni, perché giorni sembra che siano tanti, rispetto alle 650 ore che passa con la madre. Allora, con 100-150 ore, che sono i 2 fine settimana alternati, difficilmente si riesce a creare un rapporto con i figli. Soprattutto poi se non si vive la quotidianità, non si vive nella stessa città, nello stesso paese, bastano soltanto 20 km di distanza, e questo comincia ad essere proprio un distacco dai figli. I problemi che noi riscontriamo sono non tanto nella legge, che sicuramente la legge, quando è stata varata, è stata una legge bipartisan, esatto, è stata piccoli, approvata più o meno da tutti. Il problema è che nella sua applicazione la magistratura continua ad applicare l'affido condiviso in maniera praticamente esclusiva nei confronti della madre. Su 100 casi, 95 affidi sono affidi condivisi con domicilio presso la madre. Ora, anche psicologicamente non è vero che il bambino fino ai 3 anni debba stare attaccato alla madre, perché questo valeva quando la madre allattava al seno. I padri adesso fanno esattamente tutto quello che può fare una madre, dandogli lo stesso identico affetto. Non possiamo allattarli al seno, questo ovviamente, però andiamo a vedere allora naturale. l'opinione di un papà, ovviamente, che ci vuole essere, questo è lodevole, Noi perché vogliamo ecco, ci esserci. sono papà, noi parliamo di quelli che vogliono veniamo fortemente esserci, non di quelli che dicono di volerci essere, poi ci sono solo al compleanno, ecco, non parliamo di questi papà, però per i papà che veramente vogliono esserci è veramente così, è giusto il fatto che loro possano prendersi cura subito dei bimbi già quando sono piccoli, non bisogna nemmeno aspettare i 3 anni, o c'è qualche cosa al quale comunque bisogna fare attenzione, non ci schieriamo nemmeno questa volta pro o contro, ma nel caso diamo qualche piccola, ecco, istruzione in più. Ma io molto facilmente come dire, mi schiero dalla parte dei bimbi, nel senso che sono quelli che poi sono oggetto del nostro interesse e hanno bisogno di cure. Allora, se concordo con la tutela della bigenitorialità e che quindi possono conservare il rapporto con entrambi i genitori, il problema è che il bambino poi comunque veicola e fa le spese dei conflitti dei genitori, c'è poco da fare. Quindi lì bisognerebbe che i genitori con buona ratio, anche magari aiutati da buoni avvocati, diminuissero i toni del conflitto in modo da rendere più agevole anche la riconsegna stessa del bambino quando termina il turno dell'uno o dell'altro. Quello che diceva il signore rispetto al collocamento, è chiaro che si presume che il bambino non possa in effetti avere una valigia e dormire una notte da uno, una notte dall'altro. Quando il legislatore ha pensato di fare un collocamento elettivo proprio per evitare la valigia del bambino, no, la legge prevede che ci sia un collocamento elettivo, attenzione, perché proprio venga mantenuto l'equilibrio psicofisico del bambino. Parlo di collocamento, non di affido, sono 2 cose diverse, quindi il bambino... Certo, ma il collocamento non è previsto nella legge. Al genitore... No, è previsto No, nella legge non è previsto. Cosa è previsto allora secondo Allora, lei? nella legge non viene prevista la collocazione del figlio. La collocazione del figlio è un'invenzione, è un escamotage che ha trovato la magistratura per dire il figlio viene collocato presso uno o presso l'altro. Il problema è che la collocazione è sempre nei confronti della madre. Ora, anche quando vengono portati le prove evidenti dell'inadeguatezza del collocamento presso la madre.
Allora, quello a cui lei si riferisce sono sicuramente dei casi esistenti in cui le madri possono dare prova di inadeguatezza, però purtroppo scenderei poi in dettagli troppo tecnici e non penso esatto, che oggi raccontiamo le abbiamo cose un po' più facili. esatto, una cosa più accessibile e fruibile. Diciamo che per prassi, quella che lei lamenta in realtà è una prassi consolidata all'interno della magistratura, è quella di ritenere che il bambino, lei ha fatto una soglia dei 3 anni, in realtà non è una questione di 3 anni, 2 anni o l'allattamento, ci sono donne che non allattano proprio il figlio, è una questione di cosiddetto maternage, non esiste il paternage in termini anche soltanto pedagogici, quindi non arrivo neanche a parlare di psico. Dico soltanto che il bambino ha necessità di determinate cure ed attenzioni che da un punto di vista neurobiopsicosociale, quindi come è strutturato il DNA al maschile o al femminile, il papà non è in grado di darlo perché non ha delle risposte neuronali predeterminate da un codice genetico in grado di rilevare se il pianto del bambino in quel momento è perché ha fame o perché ha sonno, quindi non è un difetto. Faccio rispondere con una battuta di 10 secondi e poi chiudiamo. Sono cose diverse e la legge ne tiene conto. La battuta, i miei 2 figli, che io non vedo, uno da 7 anni e uno da 3 anni, li ho praticamente allevati io. Ma è un'eccezione. No, ecco, no, allora, no, il problema è che non sono un'eccezione, siamo migliaia di padri che sono così, non siamo più i nostri padri, siamo una generazione di padri completamente diversa, allora, facciamo che così, vogliamo fare i padri. Allora, vi darò la parola io qui nel nostro salotto di 7 sera, magari una prossima volta ci vediamo direttamente anche con legge alla mano, così rendiamo un po' più facile l'interpretazione anche a casa. Allora, quello che è importante dire è che qua abbiamo sentito 2 voci diverse, ovviamente una nell'ambito psicologico che vede, secondo quello che è la psicologia, il miglior collocamento per proprio l'inizio della vita del piccolo, e ovviamente poi abbiamo sentito quello che un papà desidera, un papà buono, un papà che vuole stare con i propri figli, che è in grado di dare del suo tempo, piuttosto non dormire, lavorare di più di notte in altri momenti, ma concedere tutto il suo tempo alla crescita del suo bambino nel modo giusto. Continueremo a parlare perché l'importante è che si crei una generazione di genitori che ci sono, che fanno il bene dei loro figli, al di là di tutto. Allora continueremo a parlarne. Grazie infinite per aver iniziato con me questa discussione, grazie anche a voi per averci seguito. L'appuntamento di oggi finisce qui, ma ci rivediamo domani, diamo le linee al format della settimana. Buona serata a tutti.